Vorrei dire, vengo da un territorio che ha 600.000 imprese e la total rate tax, ovvero la tassazione totale con tutti i costi per le nostre imprese, raggiunge il 68,5% contro una media europea del 46%. Dico innanzitutto che questo governo non si può chiamare fuori, perché vorrei ricordare che questa maggioranza governa questo Paese da novembre 2011, quindi gli alibi sono finiti, prima cosa. Seconda cosa, oltre alle tasse e a tutte queste invenzioni, questi marchingegni, perché se è vero che hanno dato gli 80 euro ad alcuni cittadini, ad alcuni lavoratori, a questi 10 milioni di cittadini per vincere le elezioni alle europee, è anche vero che si sono dimenticati di dire che poi gli stessi soldi glieli hanno fregati con la Tasi e con l'aumento dell'IVA. Ma vorrei anche dire che in queste ore stanno accadendo anche cose molto più gravi, il taglio di quasi 3 miliardi di euro della sanità, e poi ci dicono che c'è un tesoretto, e poi visto e considerato che c'è il sottosegretario presente, vorrei che parlasse di quello che pesa tanto per noi, pesa circa 8 miliardi di euro, che è lo split payment. E che cos'è? Praticamente lo Stato sta dicendo agli enti pubblici di non pagare più l'IVA alle imprese, ma di versarla direttamente allo Stato. Quindi stiamo prosciugando tutte le imprese.